Ma cioè, i nostri nonni ai tempi, non avendo la televisione, non ascoltavano le puttanate sul riscaldamento globale. È estate, andate al mare se potete, non rompete il casso coi vostri lamenti, così ci rompe le balle già alle 7:30 del mattino il nostro ascoltatore Marco, appena complottista, ma proprio un pizzico. Ah, buongiorno, è cambiata la percezione oggi. In effetti posso già dirvi che oggi la verità cerca di smontare la narrazione che fa caldo, lo vedremo. Fa caldo, certo, fa caldo. Ma è normale questo caldo? Ve lo dico subito, ve lo chiedo subito. Vi tiro giù dal letto immediatamente. Sammy Varin con Simone siamo qua pronti a tenervi compagnia con la consueta particolarissima rassegna stampa che nessuno sa farla come la facciamo noi. Inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 e ditemi se siete complottisti oppure no. Fa caldo o non fa caldo? Ma quanto caldo fa? Certo, la sensazione mia personale è che a una certa ora del giorno io esco di casa e mi sembra veramente di essere in Egitto, Quelle volte che ci sono stato effettivamente provavo le stesse sensazioni. Ditemi la vostra, 340 6709 659, perché io già a quest'ora ricevo volentieri i vostri messaggi e soprattutto mi fate vedere che ci siete, perché a volte noi speaker abbiamo l'idea, per che cazzo sto parlando? Cioè non mi ascolta neanche il regista, si fa i fatti suoi, tu pensa a quelli a casa. E invece lo so che siete pronti, allerta! Poi è venerdì 26 giugno 2026. Massima record comunque, dice il computer di bordo, sappiatelo. Il buongiorno si sente dal Varine, naturalmente, dalle notizie dell'agenzia e le notizie della notte, che potete immaginare di cosa parlano. Mai un giorno tranquillo, il terremoto piega il Venezuela, scrive il sito del Corriere. Siamo già a 235 morti, 4.300 feriti, ma soprattutto quasi 40.000 dispersi, che se sono dispersi, purtroppo, spesso e volentieri, si sa che fine hanno fatto. Tra le vittime un italiano. Gli Stati Uniti sospendono le sanzioni. Almen Kell, dico io. Da il Corriere andiamo su Repubblica. La diretta: Venezuela in ginocchio, si aggrava il bilancio, 235 morti, 4.300 feriti, oltre 42.000 dispersi, tra le vittime un italiano. E devo dirvi, gran parte dei quotidiani dedicano tante pagine a questo dramma. C'è anche l'Iran che accusa l'Italia, complici della guerra, ma adesso per fortuna Rutte ha smesso di fare il Rut e frena, non fa più il Rut ma frena e dice no, non è vero, l'Italia ha fatto quello che doveva fare, eccetera. Ma l'avete anche voi in testa sta cosa, che da quando è arrivato Trump quest'ultima volta non c'è più freno, è vero, la politica è diventata senza freno. C'è un tempo queste frasettine venivano dette tra colleghi, insomma, in ufficio, anche noi in redazione a volte diciamo cose molto divertenti, un po' estremiste, capito? Estremisti noi, ma sono robe che poi non si raccontano alle agenzie, non si raccontano in diretta, eccetera. Si ride e si scherza, come essere certo quando sei a fare il militare in una caserma, il famoso linguaggio da caserma vietatissimo dalla sinistra. Noi che non siamo di sinistra ancora lo utilizziamo qui a Radio Libertà. Vi ho detto un segreto? Dai, sto scherzando. Fatto sta, la sensazione che ho io, ditemi se sbaglio, è che adesso la politica, ma anche quella importante, internazionale, eccetera, cioè qualunque cazzata ti viene in mente tu la dici e chiaramente ogni cazzata che dici poi ha un suo effetto generale che va avanti per giorni, settimane, mesi. Avete anche voi sta sensazione? Sono io che provo
queste strane sensazioni. Fatemi partire subito, sono indeciso perché ci sono un po' di giornaletti oggi, vado su giornaletti interessanti e no, non vado da nessuna parte, ragazzi, se non parto dal vostro quotidiano di riferimento. Cari amici comunisti all'ascolto di Radio Libertà, per chissà quale lontano motivo, me lo chiedo ancora, molti anche i miei amici, sì, miei vecchi ascoltatori, ero ancora a Teleradio Lidi nel 1983 e poi nell'84 Radio Milano Caponord e poi Via Radio e poi Radio Kiss Kiss, no, prima c'è stata Radio Erba Città, sì, faceva bel freschetto in collina, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Italia anni 60 e ne ho tanti di ascoltatori comunisti, che non è mica una colpa, e che in qualche modo mi hanno seguito negli anni, perché giustamente, sai, dopo quasi 50 anni di radio, alla fine questa voce la conosci, e allora dedico a voi la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Tempo moderno titola e fa vedere gli operai al lavoro a 40 gradi. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Fino a domani. Un po' strano, chiaramente, segnalare questa cosa, magari la poteva scrivere qualche giorno prima, così lanciavamo l'allarme e il manifesto si è svegliato solo adesso, ma che interessa a Sammy Varin, bada ben, è il titolo in taglio basso, perché 2 sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. No! Via libera a respingimenti e deportazioni. No! In America, calma. 2 sentenze della Corte Suprema USA contribuiscono alla grande deportazione di Trump. Grande deportazione, grande scritto maiuscolo, Una consente di respingere i migranti al confine con il Messico senza accogliere le loro richieste di asilo, di fatto abrogando la legge sui diritti dei rifugiati e facendo uscire gli Stati Uniti dalle convenzioni internazionali sul diritto d'asilo. La seconda nega la protezione umanitaria temporanea a haitiani e siriani, affermando che questo non ha niente a che vedere con la discriminazione razziale. Nonostante il presidente Trump abbia chiamato Haiti un posto disgustoso e abbia accusato i suoi cittadini residenti negli Stati Uniti di mangiare i cani e i gatti degli americani, vi ricordate, di Springfield, Ohio, nel suo dissenso la giudice liberal che si chiama Sotomayor, afferma che la decisione della Corte riporta gli USA agli errori del passato. Sempre più persone dovranno tornare indietro e subire violenza a causa di qualcosa che non possono né dovrebbero cambiare di se stesse: la loro razza, religione, nazionalità, convinzioni politiche. E vi chiedo naturalmente se siete d'accordo oppure no. Penso che a noi non ce ne freghi assolutamente niente di convinzioni politiche, razze, nazionalità, ma ci frega di uno come vive nel nostro paese. Se vivi in un modo sbagliato, e per sbagliato intendi che non rispetti le nostre leggi, chiaramente, signori, deportiamo anche noi. 340 6709 659, ve lo chiedo, e questa è una radio attiva più che mai, ma soprattutto libera, si chiama Radio Libertà e siamo l'unica radio che si è inventata una rassegna stampa interattiva con voi ascoltatori. Inviate il vostro WhatsApp al 340 6709 659 e commentate le notizie che vi racconto. Avvenire,
Perché Avvenire? Beh, prima di tutto in prima pagina effettivamente mi ha sbattuto fuori dal programma, perché oggi non è abbastanza comunista Avvenire. Come mai? Sapete che ho il computer che se leggo una testata che non è comunista mi butta fuori. Conto corrente postale 37671294. Io ringrazio, mi dicono dall'alto che stanno arrivando tanti piccoli bonifici da 5 euro, lo sapete, 5 euro sono diventati ormai un modo di vivere, capito? Che se la Boldrini me l'ha suggerito, no? 5 euro per Radio Libertà è un modo di vivere bello. Poi chiaro, non è che ce ne date 5 e poi basta per sempre. Che cacchio di tirchioni, oh! 5 euro ogni tanto sul conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà. La prima volta che andate in posta prendete uno di quei moduli bianchi, conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, causale contributo volontario, se volete, per il nuovo computer di Varin, perché ho un computer che quando leggo qualcosa di non comunista mi sbatte fuori dal programma. E non scherzo, ragazzi, veramente. C'è anche il sito internet, se siete internetari fate un bonifico sul sito radiolibertà.net, in alto a destra dona ora, e con una carta di credito veramente ci potete fare un regalone gigantesco, anche se siete al mare, in montagna, lo so che siete in molti a fare questa bella vita in questi giorni, avete azzeccato proprio il momento migliore per andare al freschetto. È un bonifico di 5 euro per aiutare questa radio che tira avanti, si trascina praticamente magicamente. Se scrivete su internet Radio Padania su Google, il primo termine che arriva dopo è chiude, perché da sempre, dal primo giorno che ci chiamavamo, sai, tanti anni fa ci chiamavamo Radio Padania, ci hanno sempre detto che stavamo per chiudere, e poi effettivamente non abbiamo chiuso, abbiamo cambiato nome, siamo diventati Radio RPL e poi Radio Libertà. Ma siamo sempre noi, siamo quelli di Via Bellerio, quelli dal fortino di Via Bellerio 41 a Milano. Se non ci credete, passate a citofonare, suonate radio, risponde Simone che aspetta il salamone, nel senso buono del termine, perché qualcuno potrebbe capire male. Salame, regalo, sono chiaro? Sì. Avvenire, se me lo fa vedere, sto Avvenire, grazie. Naturalmente in primo piano il terremoto, dramma su dramma, scrive Avvenire, perché già con l'America c'erano le sanzioni e tutto quanto, e adesso il terremoto. Dramma su dramma significa centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Titolone, quindi in apertura sul quotidiano Avvenire. Il caldo non è ancora al picco, ok? Tutta Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica, monitoraggio nelle carceri, veramente qualcuno ha detto che devono salire ancora di più la prossima settimana, è vero? L'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegni anche a 40 gradi o niente compensi. Certo, l'appello che vi faccio, cari anziani all'ascolto, e mi ci metto dentro anch'io perché non sono certo un ventenne, non esageriamo quando fa caldo a uscire. Questo è l'orario perfetto per farvi la passeggiatina, quindi io vi consiglio proprio apertamente, uscite con la vostra radiolina, o ancora meglio scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare o andate sul sito radiolibertà.net col vostro cellulare e ci ascoltate con le cuffiette o con gli auricolari. Bellissimo, non disturbate nessuno, vi fate una passeggiata al fresco, fate la spesa, comprate il pane, questo naturalmente per chi se lo può permettere. Chi invece deve per forza affrontare un venerdì di lavoro, tranquilli, hanno inventato l'aria condizionata, usiamola. Bassa, che non arrivi direttamente sulla schiena, è vero Simone, non arriva sulla schiena, no, Simone c'ha sulla giacca a vento e poi si tira sera. E sì,
E magari stasera una passeggiatina verso le 11, 11 e mezza, come i vampiri, ce la facciamo. Dai, stiamo ridendo perché non è vero niente, ragazzi. Tra poco vi leggo la verità. Non è vero che c'è tutto questo caldo. C'è sempre stato il caldo. E la corrente, sai perché vi va giù la corrente? Non è colpa dei condizionatori, è colpa delle auto elettriche, del Green Deal, capito? Non scherzo, è tutto vero, ve ne parlo tra poco. Intanto siamo stranamente sul quotidiano Avvenire. Perché su Avvenire? Perché il nostro Giulio Cainarca, che è andato a miglior vita con la sua trasmissione, nel senso che non conduce più la rassegna stampa, ci sono io, ma è passato intorno alle 10, 10 e mezza a fare un programma di punta ascoltatissimo in cui fa arrabbiare molta gente perché mette in dubbio tante cose, anche quelle più facili, più semplici, che dici ma no, impossibile, e poi ci pensi ma magari c'ha ragione lui con i suoi ospiti naturalmente, ed è una roba bellissima se pensate, perché è il lavoro che noi giornalisti dovremmo fare, instillare con la N, no? Instillare il dubbio a chi ha troppe certezze. Abradira, Abradar, e ieri Cainarca ha letto Avvenire e ha parlato di questo patto tra le fedi in Italia. L'ascolto di Dio è dell'altro. Allora, a parte il titolo che per me è criptico, va proprio spiegato. Il patto tra le fedi in Italia va bene, l'ascolto di Dio è dell'altro. Io proprio non lo capisco, ma questi, lo sai, sono un po' di sinistra, i cattocomunisti famosi, e quindi parlano in modo criptico solo per chi è in grado di capire. Fatto sta, e dove mi sono perso? Dove cavolo sono finito? Scusate, ma è sempre il famoso computer comunista che mi fa gli scherzi e io mi ribello a questo punto. Scusa, sto facendo manualmente la fatica manuale di andarmi a cercare l'articolo a pagina 6 del quotidiano Avvenire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccolo qua, guarda un po'. Chi ascolta Dio ascolta l'altro, così va un po' meglio, firmato il patto tra le fedi in Italia. Ragazzi, ne abbiamo parlato anche ieri, il patto tra le fedi, e io la prima cosa che ho detto è: chissà se ci saranno anche i musulmani? La risposta è: e come? E dai, se volete la versione romanesca, è come se c'erano i musulmani, ragazzi. Ne parla pagina 6 con un paginone, sto campionando, sto cantando, Avvenire. Perché erano tutti, stavo dicendo i comunisti, i musulmani erano felicissimi di esserci. Avvenire non lo dice, ma qualcun altro, tipo Libero o La Verità, lo racconta dicendo: cavolo, Mattarella ci ha aperto una bella portella. Lo sapete che i musulmani sono gli unici che non hanno stipulato nessun accordo ufficiale con lo Stato italiano? Perché non vanno d'accordo neanche tra di loro, sciiti, sunniti, e che lì e che là, e massa di chi e massa di... E questa mattarellata potrebbe essere il primo passo verso un accordo con lo Stato italiano e quindi avere i piccioli soldi. Vi leggerò solo qualche frase di questo articolo a pagina 6 di Avvenire, perché sinceramente mi fa molta paura. Si sono alzati 1-1, hanno raggiunto il piccolo podio al centro dell'auditorium della Rapace e si hanno firmato lo storico documento, scrive Agnese Palmucci oggi sul quotidiano cattolico Avvenire. Cristiani, musulmani, ebrei, sikh, induisti, buddisti, non è che mi sono fatto male, c'è scritto così, un impegno davanti a Dio, come hanno detto a una voce sola, preso ieri da 15 leader religiosi, che sancisce la presenza di un sodalizio per promuovere la coesione sociale, la dignità della vita e il senso di comunità
in Italia. Il patto per il dialogo, sottoscritto a Roma dai rappresentanti delle religioni più diffuse nel paese, ufficializza l'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo Interreligioso e, come ha sottolineato il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, mette in risalto un metodo che fa parte dell'ascolto delle differenze per rigenerare il tessuto sociale. Chi ascolta Dio ascolta l'altro, ha aggiunto Zuppi. Che ne pensate? Siete d'accordo? Ascoltate Dio, ascoltate il musulmano. 340 6709 659. Io sono anche un po' contento di sta cosa. Certo, se questi vogliono i soldi, un po' meno, però riuscire a dialogare tra religioni, anche perché io sono convinto che di Dio ce ne sia uno solo, ma sono tante le strade che portano a quel Dio, alcune anche più pericolose, più cazzute, altre più tranquille. Ci sono tanti rivoli, tanti fiumiciattoli che portano a questo Dio. Alcuni sono un po' in secca, altri invece sono impetuosi e pericolosi. Però bisogna rispettare le leggi, e quando chiedi a un musulmano se qua in Italia rispetta prima la Costituzione o prima la Sharia, e quello dice no, prima Sharia, e mi viene voglia di farlo remigrare subito questo musulmano. Che dite, sono razzista? Se lo sono, ma lo sono in senso buono, come mi ha apostrofato Cruciani tanti anni fa, quando ci faceva le telefonate in diretta a Radio Padania Libera. Gli abbiamo insegnato a fare radio a Cruciani in pantaloncini corti, e ha imparato bene che si fa i milioni nella radio di Confindustria e noi siamo rimasti barboni, ma la nostra, lo sapete, è tutta invidia. A proposito, Cruciani c'è questa domenica con Matteo Salvini al mare. Tu dici vanno al mare insieme? No, c'è un evento dei giovani della Lega al mare. Te lo faccio vedere, perché poi dici non ci credo, Sammy Varin spara cavolate. Già la mia rassegna stampa è messa in dubbio da molti, perché non si capisce, come mia moglie quando gli parlo mi guarda negli occhi e mi dice ma sei serio? Io anche se sono serio uno non mi crede. Guarda che è una brutta vita, ve l'assicuro. Guarda il volantino, domenica 28 giugno, dopodomani, Cruciani e Salvini a Milano Marittima a mezzogiorno al Mare Pineta Hotel, quindi non in spiaggia che fa caldo, ma con l'aria condizionata. Cruciani intervista Salvini, capito? Ore 12. Fa parte della bellissima iniziativa dei giovani della Lega Nexas, che si tiene proprio il 26, 27 e 28 giugno, comincia proprio quest'oggi a Milano Marittima. Se siete in zona o se avete qualche amico in zona, fategli un messaggino, perché è un evento da non mancare. Conoscere i big della Lega, ma anche non della Lega, perché in questo evento ne arrivano altri interessanti. Non dico nient'altro. Non parlo più di questa cosa dei musulmani, perché mi fa paura, e soprattutto, cioè veramente, se vogliono inserirli nei soldi che diamo ogni anno a 2 per 1000, 8 per 1000, 5 per 1000, Sala Gadula, Magica Bula, e a me girano le balle. Cosa devo dire? Girano le balle. C'erano già i soldi che arrivano da tutti i paesi che hanno milioni e milioni dal petrolio, e gli fanno costruire le moschee. Poi non è stato nessuno a costruire questa moschea, ma guarda un po', solo noi a Gallarate resistiamo, capito? A Gallarate e a Cantù resistiamo alla moschea. Ma è chiaro che se li inseriamo poi in Italia così bene da prendersi il 2 per 1000, 5 per 1000, 8 per 1000, Sala Gadula, Magica Bula, e la moschea se la costruiscono proprio con i nostri soldi. Sono un po' cattivo oggi, ditemi un attimo. Dai messaggi che arrivano vi sto piacendo. Sono imbecille. Venerdì facciamo la rassegna imbecille, gli altri giorni no, invece. Allora, dopo il bellissimo quotidiano cattolico, che ci fa capire come ci sia voglia comunque di parlare non solo al mio Dio, ma già che ci sono parlo anche al tuo, vediamo un attimo cosa mi racconta. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, perché lo sapete, se vi porto su un quotidiano
c'è qualcosa di bello, c'è la ciccia. Allora il Tempo se la sta prendendo da tempo con Conte. Eh sì, contro Conte, senza pietà, per l'affare Covid che i gomblottisti non hanno mai dimenticato, i Novax, cioè, non hanno perdonato nessuno, neanche Zaia, neanche quelli che in qualche modo dicevano ragazzi, bisogna farlo sto vaccino, ma anche noi eravamo così, alla fin fine, cioè se non facevi il vaccino non potevi venire qua a lavorare, e l'ho fatto anch'io il vaccino e mi è venuto il cancro, certo, però sono guarito, hai visto, cucù, sono ancora qua, aspetta che non si sa mai. Ridiamo, ma non tutti sono ancora qua e chi ha tuttora gravissimi problemi. La cosa più pazzesca è che qualcuno ci ha lucrato. Bah, stavo dicendo bene, no, dico male. Il Tempo titola questa mattina, ed è uno dei quotidiani che potete comprare se la pensate in un certo modo, Conte spalle al muro. Editoriale di Daniele Capezzone, vittoria del nostro giornale del buonsenso. Ieri mattina l'appello del Tempo ai presidenti delle Camere è stato rilanciato da due capigruppo di Fratelli d'Italia, Bignami e Malan, da Gasparri, da una valanga di parlamentari. Si trovi il modo di audire, di ascoltare Conte, Scarpinato, Cafiero De Rao. E ieri pomeriggio i presidenti delle Camere La Russa e Fontana hanno deciso una clamorosa svolta. Sarà convocata la Giunta per il Regolamento per sbloccare la situazione e audirli, a meno che loro stessi non si dimettano e si facciano sentire subito. E ora che faranno i grillini? Continueranno a scappare, ma la loro posizione è diventata insostenibile. Tutta la prima pagina è per Conte spalle al muro e di spalla esclusivo l'articolo di Edoardo Sirignano titolato Il grande baffa di Grillo a Giuseppi. Perché? Perché l'elevato è tornato e l'avvocato del popolo trema. L'azione legale per inibire a Conte l'uso del simbolo dei 5 Stelle, è seria e andrà a sentenza a luglio, tra poco. Già martedì è in programma a Roma il raduno dei fedelissimi di Beppe all'Hotel Forum. Ecco perché il Conte da settimana lancia la denominazione Nova. Dici che sarà obbligato a cambiare tutto quanto del Movimento 5 Stelle? Tan, ta, ta, ta. Siamo sempre in prima pagina sul Tempo. Tra i titoli la sintonia ritrovata verso il vertice NATO, Rubio che tifa Giorgia, con l'Italia rapporti avanti senza ostacoli, la Meloni che torna su route, impreciso, ma voleva preparare al meglio il summit NATO. Lo perdoniamo questo Rutte? Io non lo so, perché adesso dobbiamo spiegare anche agli iraniani che no, che non è vero, l'Italia non c'entra niente, noi abbiamo sempre rispettato le leggi, eccetera. Non fateci attentati, vi prego. Il Tempo è subito a pagina 2 e 3 per coloro che amano moltissimo Conte, lo vedete in questa foto che fa veramente paura. La Russa e Fontana sbloccano l'impasse, convocata la Giunta per il Regolamento. Si lavora per consentire le audizioni dei pentastellati. 2 paginoni che parlano anche del silenzio a 5 Stelle, la coppia De Rao Scarpinato e il fantasma della pandemia. Ieri mattina Bignami e Malan rilanciano l'appello del Tempo, con loro Gasparri e molti altri. Ieri pomeriggio la svolta. E poi, sempre su un argomento simile, il vaffa di Grillo. Già, qualcosa accadrà. Riunione con 50 ex parlamentari. I ribelli delle origini dovranno scegliere tra Beppe e Dibba. E naturalmente Dibba ritorna, cacchio. Questo è uno Alessandro Di Battista. Ma io ce lo vedo contro Vannacci questo. Dite di no. L'abbiamo un po' sottovalutato, anche perché in questi anni si è un po' fatto i cavoli suoi, ha fatto bene. C'è chi tifa per l'accordo col fondatore, Raggi e Appendino sognano da leader. L'ex grillino Alessandro Di Battista vorrebbe riportare in auge il movimento delle origini, dandogli una prospettiva di sinistra. Tan, ta, ta, ta. Restate lì.
No, ma vai. Fallo pure, stiracchiati pure, anche se carnaca satira valnanca una lira, diceva la mia nonna Antonia, Però con questo pezzo ci sta, un bello stiracchiamento mattutino. Paul Robino è La luce del mare. La luce del mare non illumina soltanto l'acqua, ma anche ciò che abbiamo dentro. Siamo un po' illuminati dalla luce del mare, e qui naturalmente un grande saluto a chi ci segue dal mare, al nord, al centro, al sud, dove cavolo siete, in giro per il mondo. Beh, il bello della radio oggi è che davvero le onde elettromagnetiche ci sono sempre, ma con internet potete ascoltarci da ogni parte del mondo. Ciao da Sammy Varin. Buongiorno cari amici che ci state scrivendo messaggi al 340 6709 659. Anche oggi vi ho fatto cadere dal letto e mi fa piacere, perché questa rassegna non rassegna, serve apposta per quello, per darvi un prodotto diverso, grande come l'universo, rispetto alle altre grosse radio che sono fighe, che hanno la redazione piena zeppa di colleghi che fanno un cazzo. Noi siamo in pochissimi, ma lavoriamo come muli. E voi siete simili a noi, siete molto simili a noi, perché anche voi siete attivi, mangiate pane politica, a volte si mangia poco perché la politica è quel che è, soprattutto la comunicazione, quello che è la nostra comunicazione della Lega, del centrodestra, a volte è un pochino poca, per cui si fanno tante cose belle, interessanti, potenti, ma poi sui giornaloni escono soltanto le cacchiate. Vi siete accorti anche sta cosa? E noi stiamo lavorando proprio su questo, grazie anche a voi ascoltatori. Che palle con sto caldo! Io ho 71 anni, ho una Spider e ieri alle 15 ero in giro. Altro terrorismo, in estate fa caldo! Applauso a questo ascoltatore di 71 anni che ha una Spider e ieri alle 15 era in giro. È una scelta di vita niente male, perché comunque con la Spider va in giro, ma caldo fa caldo. È vero, caldo fa caldo, ma come ci ha scritto Marco in apertura di trasmissione, vi faccio rivedere il cartello, guardate le temperature, queste sono le temperature registrate il 28 giugno 1935, 90 anni fa, e a Milano c'era 38,3, a Mondovì 39,4, a Cuneo 39,6, si arrivava a 42 gradi a Castelmassa in provincia di Rovigo nel 1935. Quindi prendete la Spider e andate a farvi un giro, porco cane, dai. 3406709 mi fido del patto con l'Islam come di una moneta di 3 euro, scherza l'Emilio. Beh, lo sai, loro, nella loro costituzione, chiamiamola così, è prevista anche la taqiyya, che significa imbrogliare il prossimo, fare finta di... Poi, mica tutti sono bacchettoni, che devono per forza applicarla. Io spero sempre che non sia così per tutti. Abbiamo firmato la resa, accidenti a Zuppi e a quelli come lui. Io ascolto Dio,
ma di certo non ascolto zuppi. Bravo Pietro, e questa sinceramente è una meditazione che da una parte fa paura, perché a messa ci va sempre meno gente, ma vi siete chiesti anche il motivo? E forse sì, è bello parlare con Dio, è bello avere questo rapporto, e la cosa ancora più bella è riuscire a trovare un prete, un frate, qualcuno che ti faccia da tramite a Dio, ma che sia davvero vero questo tramite e non suggestionato da idee politiche. Tan, ta, 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 E non è che cercate un dio leghista adesso, per favore. Ciao Sammy, se i musulmani hanno firmato l'accordo tra le religioni, vuol dire che gli conviene, così hanno il pretesto per difendersi contro chi li critica ed intascare anche i nostri soldi, ovviamente. E anche qui ci hanno fottuto, aspettiamo più serenamente che ci puntino il coltello alla gola. No, dai Dani, no, spero. Ancora, Sammy, non ho fatto ricerche approfondite, ma viaggio a memoria. I cosiddetti diritti a ospitare i profughi nascono ai tempi in cui l'Europa era tagliata in due dalla cortina di ferro. Quelli che riuscivano a scappare dai comunisti, 4 gatti di numero, se tornavano indietro facevano una brutta fine, per cui era necessario ospitarli. A quel tempo la cosiddetta legge internazionale riguardava i pochi paesi che aderivano all'ONU. Ora le dimensioni sono radicalmente cambiate, sia a riguardo dei motivi dell'emigrazione, ma soprattutto a riguardo delle dimensioni del fenomeno. Non più 4 gatti di numero, ma intere nazioni, se non continenti, Africa in primis. Forse certe leggi o convenzioni dovrebbero essere attualizzate e aggiornate alla realtà di oggi. Bravo Adriano da Milano. Campi Flegrei. Da decine di anni si sa di questa situazione in evoluzione e solo rimane il fatalismo napoletano, tanto che il comune rilascia nuove licenze edilizie per fare soldi. E Maurizio se la prende, certo, con il bradisismo e tutto quello che era realtà che io facevo alla scuola elementare e mi ricordo che già se ne parlava. Ritorniamo sui quotidiani, ragazzi miei. Certo, vi ho proposto oggi come quotidiano del giorno il quotidiano Il Tempo, perché a un certo punto a pagina 6, guarda qua, political brand, Fratelli d'Italia ancora primo partito e Futuro Nazionale non supera la Lega. Non supera la Lega. Per Vannacci il problema sarà allargare il consenso oltre chi già lo vota. Essendo Vannacci molto, tra virgolette, estremista, adesso è arrivato a un livello, ma sarà difficile superare quel livello, secondo Luigi Crespi, noto sondaggista, che oggi scrive questo articolone sul quotidiano Il Tempo. Quindi la sua difficoltà sarà convincere ulteriori persone che non dico che hanno paura, però dicono, forse è esagerato Vannacci, cioè forse è meglio votare un partito come la Lega, che ha un'esperienza politica gigantesca e una grande rompiballe sugli stessi argomenti di Vannacci, ma sa come agire, sa come avere risultati. Sì, certo, per avere risultati ci vogliono anni, ma o fai una guerra o togli la democrazia, o risultati non possono arrivare dall'oggi al domani come vorrebbe Vannacci. È interessante questa meditazione che vi offre Luigi Crespi oggi a pagina 6 del quotidiano Il Tempo. Il botta e risposta con Trump ha fatto bene a Giorgia Meloni, percepita come un leader capace di sostenere un confronto duro. E quindi signori, per fortuna ci sono buone notizie, e la buona notizia è che la Lega è sempre sopra, davanti al partito di Vannacci. Poi, ripeto, che dica le stesse cose, e su questo non ci piove, ma soprattutto che fa arrabbiare e che sta votando con la sinistra il generale traditore Vannacci,
che noi amiamo, perché ve lo dico sempre, siamo come gli amanti traditi, io e lui, è venuto per ore al gazebo di Radio Libertà la scorsa estate, ci ha abbracciato, ci ha firmato autografi, perfino l'orologio di Radio Libertà, oltre a decine di vostre firme, di deputati, di senatori della Lega, ha anche la firma di Vannacci, e l'abbiamo venduto a peso d'oro, chiaramente, e certo ci ha promesso che sarebbe stato per sempre con noi, abbiamo le stesse idee, eccetera, e poi ce l'ha messo politicamente, of course, in quel posto, con la scusa, cos'è che abbiamo fatto? Noi non abbiamo fatto quello che voleva lui, o forse voleva diventare segretario della Lega, eh? Vabbè, pensatela come volete, ripeto, lo amiamo, ne siamo innamorati, perché io l'ho detto dal primo momento, penso che non ci sia nell'agone politico di destra o di sinistra un personaggio così particolare, che spieghi bene, che racconti bene, eccetera. Il problema è che non c'è da fidarsi, solo questo è il problema. Cioè, se tu sei uno stronzo, ma dal punto di vista politico non è un'offesa generale, ci mancherebbe, gli stronzi ci sono da tutte le parti, a volte faccio anch'io lo stronzo facendo lo scemo con Simone, lui lo fa sempre con me, però non sono offese, semplicemente dai, non fare lo stronzo, non fare il cazzone, capito? Se uno fa il cazzone in politica e poi non capisci più se è il caso di fidarsi, e a quel punto vai su qualcosa di sicuro, un partito sicuro come la Lega, che non è moscia come Fratelli d'Italia, che purtroppo deve fare i conti con Mattarella che è lì a guardare, con l'Europa, adesso c'è pure Trump, capisci? Invece la Lega c'ha più le mani libere, può fare più una Lega di lotta e di governo, come un tempo, e quindi è più una certezza. Quando la Lega propone delle cose, sai che si batte e prima o poi quelle cose le ha. Vedete l'autonomia? E non ridete, perché sta per arrivare davvero, primi di luglio. Se non arriva, mi faccio crescere i capelli, mi metto su una parrucca verde, come qualcuno di voi ha la foto di Sammy Varin con la parrucca verde. Quel giorno mia moglie non mi ha fatto tornare a casa quando l'ha saputo, e se anche lì capisci che è una bastardata, perché uno mette una volta la parrucca verde in diretta, ma questa è una radio che fa anche spettacolo, Marta, ti giuro, non mi ha fatto entrare in casa, la prima cosa, dammi la parrucca verde, me l'ha buttata via. Vabbè, la democrazia in casa Varin. Dai, stiamo ridendo un po', no? Beh, cerco di smitizzare, sdrammatizzare il momento tra terremoti, e adesso torna Dibba, che cacchio, per fortuna c'è il quotidiano Il Tempo, che oggi appunto racconta che il campo largo rimane in partita, ma per Tecnè il centrodestra è sempre in vantaggio, ok? Tutto da leggere questo sondaggio, e ragazzi, se ve lo leggo vi tolgo il bello di uscire di casa, andare dal vostro giornalaio e chiedere il quotidiano Il Tempo, che oggi racconta anche le linee guida, le nuove linee guida per la scuola. Identità e innovazione. Così Valditara rilancia il programma scolastico. La riscoperta dei valori e la rivoluzione delle materie scientifiche, i classici, la geografia, la storia dell'Occidente, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Le scuole sono ormai finite, la lista degli studenti che dovranno sostenere l'ultimo step dell'esame di maturità si accorcia sempre di più. La pausa estiva però quest'anno ha portato grandi novità all'interno di un sistema che il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha modellato sulla base delle nuove linee guida che Il Tempo ha visionato in anticipo. L'impianto della riforma si articola lungo due direttrici: dal rafforzamento dell'identità culturale collettiva alla rivoluzione delle materie STEM. La nota del programma: la scuola valorizza i talenti, riconosce l'errore come componente essenziale dei processi di apprendimento e di crescita. Bell'articolo di David Di Segni, pagina 7 del quotidiano Il Tempo, che vi racconta la scuola che verrà, che c'è già. Peccato che Cristian Campigli in taglio basso
riprenda la polemica toscana sulle sulle quote woke. Il caso toscano, signori. Sì, le quote gay, su cui ho scherzato per parecchio tempo. Infatti avevo degli ascoltatori, non so se ce li ho ancora, gli amici dei siti gay che si organizzavano, si puntavano la sveglia ogni pomeriggio quando conducevo il pomeriggio gender, per poi chiaramente sbertucciarmi sui loro siti, eccetera. Vogliono le quote woke e poi si infuriano con il tempo. La nota al veleno del PD dopo il nostro articolo sulle agevolazioni ai concorsi per trans e non binari. No, qui la ferrovia non c'entra proprio niente, ragazzi. Questi vogliono favorire le assunzioni dei gay anche nei concorsi, certo. Chiaramente io sono sicuro che non sarà vera questa cosa, però l'ho anticipato il tempo ieri e oggi viene ripresa sia da Libero che dalla Verità. La sinistra radical chic, quella dei salotti nella ZTL, distante anni luce dal popolo e dalle esigenze del proletariato, non sbaglia mai. O quantomeno questo è ciò che pensano i pettinati progressisti italiani. E quando vengono sollevate anomalie evidenti, la risposta è sempre la stessa: rosicare ed accusare, con il solito detestabile delirio di onnipotenza, la destra di non capire. Ieri il nostro quotidiano Il Tempo, in esclusiva vi ha raccontato la nuova follia in salsa toscana, le quote arcobaleno. Si tratta nello specifico di un bando per la formazione professionale con una quota di posti riservata alle persone non binarie e transgender. Un progetto peraltro finanziato dagli uffici regionali toscani con 128.000 euro di soldi pubblici. Un modo per negare la biologia e istituire una quota ad hoc, come se i gusti sessuali rappresentassero uno svantaggio che non c'è. Qua mi fermo, ma signori, un articolone che merita la vostra attenzione così tanto che adesso ne parlano anche altri quotidiani. Ci ritorniamo minimo, anche perché poi oggi su molti quotidiani c'è la vicenda di quel ragazzo gay che è stato ammazzato perché gay dal padre che non accettava il fatto che fosse gay. E anche quello è un argomento, signori, è un argomento. Pagina 12 del Tempo, un'altra cosa invece che esce dalla normalità, perché io questa rassegna la faccio per attirare la vostra attenzione su quello di cui si parla di meno, perché se vi leggo tutti i giornali identici, cioè, che cavolo sono qui a fare? Cerco di valutare le differenze di ogni quotidiano, di mettervele sul tavolo, capito? Siamo qua per esaltare le differenze, che poi il motivo è per cui è bellissimo il federalismo, l'autonomia, essere uniti in questa Italia, ma esaltando le differenze. Ed è proprio quell'autonomia, secondo me, che sarà la cosa interessantissima delle prossime settimane che arriveranno. Arriverà finalmente l'autonomia. Mago Varin ormai ha previsto. Il caso Mastro Pietro, pagina 12 del Tempo, l'avevate dimenticata, eh? La mamma di Pamela Mastro Pietro, tristissima fine che ha fatto, dopo di lei ne sono successe ancora di cose terribili, quell'infinito dolore alla ricerca di tutta la verità. Scrive Francesco Storace oggi a pagina 12 del Tempo. Il racconto di Alessandra Verni, la mamma di Pamela, alle prese con i limiti di una giustizia che lascia Osegale in Italia a uccidere e consente ai complici di sparire. Se volete arrabbiarvi, è il caso di acquistare il Tempo e di leggere questo articolo. Non aggiungo altro.
Sto pensando dove andare, perché la tentazione, certo, di andare su Repubblica, a proposito di arrabbiamento, no, insomma, c'è sta, va bene, veloce però, veloce, vi prometto, non vi farò alcun male. La Repubblica, l'apocalisse del Venezuela, in primissima pagina. Centropagina, Iran, Italia complice nella guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati. Attenzione di spalla, caos treni, Salvini scarica la di Donnarumma, Strisciuglio alla guida delle ferrovie. Il governo Meloni perde un altro manager di punta. Ad aprile Cingolani non è stato confermato alla guida di Leonardo e a luglio Donnarumma lascerà la carica di AD del gruppo FS. Sempre in prima pagina su Repubblica, condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. E c'è Michela Marzano che viene ricordata con la libertà sessuale e il confine tra amore e possesso. E qua si ritorna a quella frase, meglio morto che gay, che campeggia anche oggi su molti quotidiani e che forse ci deve fare riflettere, soprattutto in alcune zone d'Italia, su una cultura che deve fare un passo avanti. Poi ribadisco, signori, io non sono razzista, ma faccio differenza tra gay e checca. Le checche sono quelle che dimostrano in ogni istante la loro diversità sessuale, parlando sempre di certe cose, sculettando, facendoti anche qualche battutina, eccetera. Attenzione, sto parlando delle checche e sto parlando anche di voi uomini etero. Molti uomini sono esasperati anche dal fatto di essere uomini e quindi trattano la donna in maniera irriverente, scherzando su cosa non cosa, guardandogli il seno al posto che guardandola negli occhi, stessa identica cosa da curare entrambi, in senso buono naturalmente, non sono malattie, sono devianze psicologiche accentuate, ma se uno si sente diverso dal sesso che purtroppo si vede in mezzo alle gambe, è giusto fare quello che vuole fare senza che nessuno gli rompa i coglioni, ok? Ma lui non li deve rompere a noi. Questo è altrettanto giusto. Sono esagerato? Ditemelo, 340-6709-659. Io sono qui a parlare, ma domani potrei non esserci più, nel senso che non è che muoio, o magari anche muoio, ma giustamente se sto dicendo cose che non si possono dire per radio, me lo dite, mi autozittisco. Il leghista sul ponte, signori, questa non l'aveva mai detto nessuno, a pagina 17 di Repubblica. D'altronde, sei pirla, vai su Repubblica, ti trovi il leghista sul ponte. Salvini mi disse guerra ai magistrati. Sono uscite le intercettazioni di Giacomo Saccomanno, l'avvocato vicino alla Lega che sedeva nel CDA dello Stretto di Messina, di Tommaso Miele, magistrato contabile ed ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Le intercettazioni agli atti della procura e naturalmente non solo della procura ma anche su Repubblica. La Di Ciucci disse abbiamo vinto al Totocalcio, l'indagato Saccomanno dai PM contabili scelte eversive. Eccolo qua l'articolo di Foschini e Ossino, il leghista sul ponte. Salvini mi disse guerra ai magistrati. Chiaramente so che siete eccitati e non vedete l'ora di leggere questo articolo. Pagina 18, confermate le condanne per la strage di Viareggio. Moretti andrà in carcere. La Cassazione sull'incidente del 2009 che provocò 32 morti, 5 anni all'ex AD di Ferrovie dello Stato, i suoi legali si dicono indignati dalla sentenza. Ho aspettato la verità per 17 anni, lui non ci ha mai chiesto scusa. Parla Daniela Rombi
guida l'associazione dei familiari delle vittime della strage. Uno straccio di giustizia lo abbiamo avuto, nessuno mi ridarà mia figlia, che vergogna per Ferrovie dello Stato. Intervista, articolo a pagina 18 del quotidiano Repubblica. L'ultimo sfogo del manager: affronterò la prigione ferita la certezza del diritto. Sappiatelo. Sono a pagina 23, signori. Fa caldo o non fa caldo? Ha sempre fatto questo caldo? Oggi sui giornali spunta questa decisione. Per Repubblica fa caldo. L'Europa tocca i 50 gradi. In Spagna 212 vittime. A Parigi si vietano gli alcolici. L'allerta dai rider: moriamo di caldo e di fame. Giulia Boero. Sono 537.000 e non hanno scelta, se non pedalano perdono il reddito. Noi costretti ad aggirare le norme anti-AFA. Se ne parla oggi, pagina 23, sul quotidiano La Repubblica, che poi naturalmente parla di Donnarumma, che lascia Ferrovie dello Stato, scaricato da Salvini, paga ritardi e cantieri. A luglio abbandonerà la guida con il benestare di Palazzo Chigi. L'AD criticato anche per il progetto di aprire la rete ai fondi esteri. Paginone quest'oggi di Aldo Fontanarosa sul quotidiano Repubblica, mentre Valentina Conte nel suo punto rivela che per i vulnerabili la bolletta della luce è in aumento, rincari in arrivo, e non è certamente una buona notizia. Giro di nuovo il quotidiano e giustamente prima della pausa: vi meritate il quotidiano La Verità. Fa caldo o non fa caldo? Punto di domanda. Lo scopriamo tra poco. Intanto l'Europa brucia, però spegne i condizionatori. Ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende. L'AFA dà alla testa. La CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Che si fa con questo caldo? Accendiamo il condizionatore, ovvio, altrimenti rischiamo di restarci secchi, ma a sinistra e in Europa purtroppo non la pensano così, perché ubriachi di ideologia rosso-verde prospettano altre soluzioni, tutte destinate a condannarci a una brutta figura. Per quanto riguarda i condizionatori, l'Europa non vuole, perché il suo obiettivo non è farci stare al fresco, bensì ridurre le emissioni di CO2. Lo ha fatto chiaramente intendere il commissario al clima, quel bel tipino che anni fa durante la pandemia si oppose alla concessione di aiuti europei per il Covid a Italia e Spagna. Tutto da leggere chiaramente l'articolo in prima pagina sul quotidiano La Verità, che però oggi intervista anche Edi Rama, Albania. Attenta cara Unione Europea, rischi l'irrilevanza. La sinistra smetta di rincorrere il suo passato. E poi altri titoli, ragazzi, ma mi devo fermare. C'è la pausa delle 8:30 con pubblicità, previsioni del tempo e un bel pezzo di Mauro Masè intitolato SQDOP, storie quotidiane di ordinaria poesia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. avete ascoltato il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Storie quotidiane di ordinaria poesia che cogli tra la gente che si porta via, lasciando le stazioni affollati, metro senza un'anima, anima. Frasi colte al volo, casualmente qua e là, e che nessun cronista sul giornale fermerà. Io ti dico t'amo, son sincero per metà. Lei col cuore in mano, che al mio gioco non ci sta. E dice peccato, non penso all'amore. Innamorata non vuol dire sempre che dopo un temporale l'arcobaleno appare. E sai, ora sei una donna. No, non fare la farfalla e non volare sopra ad ogni fiore. Cos'è l'avventura? È adrenalina pura, ma il tempo passa in fretta, puoi rimanere solo assai. La vita, ti dico, è solo la mia, amore, avventura, ma tu che ne sai? La mia voglia di vivere non metterai tra parentesi. No, di solitudine non morirò, coraggio ne ho tanto da dartene un po'. Non sei certo tu quella che mi dirà come spenderlo, credimi, senza ipocrisie, senza troppi perché. Siamo stati bene, troppo bene soli io e te. Non sprofondiamo mai nella banalità, proprio all'ultimo, scusami. Con te non voglio parlare d'amore. Innamorato non vuol dire sempre che dopo un temporale l'arcobaleno appare.
sai, ora sei una donna. Oh, oh, dai, non fare la farfalla. Il tempo passa in fretta, puoi rimanere sola, sai. Girare il mondo, la tua voglia di volare, l'amore lo può fare, di storie quotidiane. No, storie quotidiane di ordinaria poesia che cogli tra la gente che si porta via, lasciando le stazioni affollati in metro senza un'anima. Io quando ascolto storie quotidiane di ordinaria poesia, quando ascolto questi artisti veramente sono orgoglioso di lavorare in una radio come Radio Libertà, che può fare la differenza, oltre che con le notizie che trasmette, anche con la musica che trasmette. Noterete che in questa rassegna stampa non c'è una canzone famosa, e se c'è è una cover cantata da un artista però sconosciuto. Come sconosciuto al grande pubblico è ancora per ora, signori, Mauro Masè, che noi stiamo seguendo da anni, signori. Ogni tot mesi fa un singolo nuovo, e ragazzi, questa storie quotidiane di ordinaria poesia suona per radio che è un piacere. Storie quotidiane di ordinaria poesia significa anche saper trovare la poesia nella nostra vita quotidiana, e quindi il bello, l'emozione in ogni piccola cosa che facciamo ogni giorno, anche se la nostra vita ci sembra inutile, monotona, brutta. Fateci caso, c'è un momento di poesia, e quel momento che dovete esaltare. SQDOP, questo è il vero titolo con le iniziali di Storie quotidiane di ordinaria poesia, grazie a Mauro Masè. Questa canzone che ci apre un mondo musicale splendido, che è quello degli artisti indipendenti che non girano sulle radio importanti perché non possono pagare, cosa che invece fanno quelli più importanti. A proposito di artisti indipendenti, lo sapete, io do sempre uno spaziettino a qualche artista ogni giorno. Oggi alle 11:30 arriva in studio Simone Tomasini e mi porta sua figlia Charlotte di 12 anni e Maya che di anni ne ha 11. Sono ragazze che studiano con lui, con la sua scuola, e ragazzi che stanno portando avanti un progetto bellissimo tra la scuola Simone Lab, la Dance Music Academy di Bovisio Masciago. Sono dei servizi stupendi per i vostri figli, per i vostri nipoti, per farli imparare a suonare uno strumento, a cantare, a meglio esprimersi e soprattutto a mollare per un attimo questo maledetto telefonino. Giro di messaggi e di WhatsApp, mentre girando sui siti chiaramente in primo piano c'è ancora quella che si prepara a essere una catastrofe umanitaria. Il terremoto piega il Venezuela, quasi 40.000 dispersi e 235 morti e 4.300 feriti. Tra i titoli che poi troviamo anche nella versione cartacea dei quotidiani più importanti, c'è anche la storia di Mirko. È il gay ucciso dal padre, pesava 150 kg e si sentiva rifiutato perché omosessuale, sognava di diventare un cantante. C'è un articolo su ogni quotidiano perché comunque la pensiate è una brutta storia. C'è anche una notizia di cronaca appena battuta da Milano: incidenti a Milano, ubriaco al volante, travolge motociclista e pedone e fugge, arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Ormai non la smettiamo più di dirvelo che se siete ubriachi o drogati non bisogna guidare. Vi organizzate
e vi fate venire a prendere da qualcuno. Se uscite tutti insieme, fate guidare quello che non ha bevuto, ragazzi. Lo fanno in tutto il mondo. Su ogni quotidiano c'è anche la bella intervista a Sofia Donadio, una delle ragazze e dei ragazzi sopravvissuta al rogo di Crans Montana, e dice: al Constellation l'uscita di sicurezza era chiusa con una catena di acciaio, ma soprattutto brava Sofia, ha deciso di mostrarsi con le sue ferite e con la sua pelle rovinata, ma è sempre bellissima e soprattutto ha davanti un importante futuro, essendo giovanissima. E bravi anche i giornali che l'hanno mostrata, perché alcune televisioni ieri sera nell'intervista l'avevano pixellata, quasi fosse impresentabile per alcuni canali TV. Oh mamma signor! Giro di messaggi, i vostri WhatsApp al 340 6709 659, siete sempre i migliori editorialisti sul mercato, anzi neanche, siete gratis. Sento spesso dire che l'Islam significa pace. Se fosse vero, perché vengono commessi atti sistematici di violenza da parte di fedeli appartenenti a questo credo religioso? Per i più svegli è una domanda sarcastica. Un abbraccio a tutti e non dimenticate manganelli periscopici e coltellini sotto i 5 centimetri prima di uscire. Gianluca scherza, ma poi c'è chi lo fa davvero, e ormai qui su Milano si ha paura a uscire se non hai il macetino da tasca. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Buongiorno Sam, Quella. Pier dalla Romagna. Dunque, la norma che prevede l'assunzione in forma discriminatoria soltanto per persone arcobaleno, mi sembra di aver capito, è facilmente attaccabile perché è discriminante, quindi si può fare sospendere. In merito invece, se rimaniamo alla Toscana, l'omicidio del ragazzo, della madre da parte del genitore, sì, è vero che c'era questa voce, o questa prova, insomma, ma la difesa asserisce altro. Io sono per lo Stato di diritto, non per i processi in televisione. E lì dice chiaramente che il figlio si drogava, minacciava il padre chiedendo i soldi, e la madre era sullo stesso livello perché difendeva il figlio. Quindi c'è qualche cosina d'altro da indagare. Ciò non toglie che si tratta di un omicidio, di un assassino, ma vanno valutati tutti gli aspetti. Ma iniziare la propaganda, ce l'aveva col figlio perché era gay, è una buffonata che non sta né in cielo né in terra. Non era quello il motivo principale, o non era solo il motivo. Vede come la realtà cambia rispetto alla demagogia dell'informazione dei sinistroidi? Vero, si fa fatica ad arrivarci, ma alcuni quotidiani mettono in luce anche che c'era un serio problema di droga. Salvini disse guerra ai magistrati, adesso stanno indagando, ma quando i magistrati dissero Salvini ha ragione ma va fermato, qualcuno ha indagato? Marco, io dico che al 90% degli italiani non gliene frega niente degli omosessuali dichiarati o meno, purché non vengano infastiditi dagli stessi. Penso anch'io, Marco, certo, l'importante chiaramente è rispettare i diritti di tutti, è vivi e lascia vivere. Purtroppo non è così dappertutto, ci sono certe culture, non tiriamo fuori quella meridionale, una certa impronta meridionale, dove c'era ancora il delitto d'onore, vi ricordate, per poi passare agli amici islamici a cui doneremo il nostro 2, 5, anche l'8 per 1000, gli diamo tutto quanto, zitto Sammy. Ciao Sammy, un messaggio per gli ignoranti che ci governano, compreso i parassitosi figuri di Bruxelles. La CO2 non è un problema, ma comunque sia, volete ridurre le emissioni di CO2? Fate piantare al comune, con una parte dei soldi destinati a Bruxelles, per ogni suo cittadino e ogni anno una pianta. Nel giro di un lustro la CO2 sarà solo un ricordo, le temperature saranno mitigate, con buona pace dei cerebrolesi condizionatori muniti. Io lo faccio da decenni nei miei terreni, ormai a bosco, la temperatura non supera i 27 gradi, mentre per i cittadini sono mediamente sopra i 37 nei loro loculi precimiteriali.
gradi. Poi nell'inverno la legna che recupero a terra la uso per scaldarmi, il tutto con il più totale equilibrio di emissioni, cioè pari a zero tra CO2 emessa e prodotta. Caro Luca secessionista, parole sacre, fratello fiumano. Ti dico, io vivo a Cassano Magnago in provincia di Varese, dove i pochi boschetti che c'erano li stanno facendo fuori. C'è un motivo sicuramente, il PNRR che ti permette di costruire qualcosina e bisogna farlo subito. Ciao Sammy, di più non posso, scrive Enzo, immagino che ci ha donato oggi 5 euro. Enzo, grazie a chi ci ha donato 5 euro e risponde all'appello ad Apollo di Sammy Varin, conto corrente postale 37671294, oppure sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra dona ora, aiutate la redazione di Radio Libertà, aiutate tutti noi a fare una migliore programmazione e soprattutto a regalarvi più emozioni. Tutte checche per un po' di sole, scrive un altro Marco. Ricordo che la CO2 vale nell'atmosfera lo 0,043 e ancora odi nell'etere la voce libera, si dice di Sammy il Varin che ogni giorno ci martella i cosin. Marco, che ti sei fatto stamattina a colazione, eh? Dai, io vi leggo tutti i messaggi, ma siate chiari e non siate così razzisti e omofobi. Un altro messaggio audio, fammelo sentire. No, Walter, quindi mi stai dicendo di aprire una nuova attività, il macetaio, perché mi sa che fa caldo. Il macetaio, fa caldo. Dal macetaio. Fa caldo, adesso non sono più complottista, adesso fa caldo, per fortuna tra poco mi fermo, c'è il equipaggiamento, mi state menando via veramente stamattina. La Verità, ero sul quotidiano La Verità, il PD mette il becco anche nei processi Covid, in centropagina sulla Verità. Fratelli d'Italia denuncia pressioni sul GUP nella causa che coinvolge i familiari delle vittime, Nordio intervenga, e la Schlein fa ricco il partito licenziando dipendenti. Se ci fosse la sua patrimoniale adesso dovrebbe sborsare. Attenzione, in taglio basso sulla Verità, i progressisti si inventano il reato di gaycidio. Sì, ci mancava. D'altronde c'è Vannacci che vuole togliere il reato di femminicidio, ma inseriamo il gaycidio. Le associazioni LGBT saltano sul delitto di mamma e figlio per una legge sui crimini d'odio. È colpa di questa destraccia Vannaccia. La coscienza progressista è a posto. Per la polizia del karma il tremendo duplice omicidio di Pieve di Camaiore, quello appunto del ragazzo gay, avrebbe già per proprietà transitiva un responsabile politico, il governo, che fomenta un clima d'odio contro la galassia gay. Qui Parlamento. Ha chiesto di parlare la senatrice Murelli. Grazie Presidente, Ministro Calderone, colleghe e colleghi. Oggi parliamo di un provvedimento importante che affronta con pragmatismo e concretezza tre delle principali sfide del mercato del lavoro: la crescita dei salari, l'aumento dell'occupazione stabile, la tutela dei lavoratori dalle nuove forme di sfruttamento. Questo decreto rappresenta bene l'approccio del governo e della maggioranza: mettere a centro il lavoro, il lavoratore, sostenere chi assume, valorizzare la contrattazione collettiva, proteggere i lavoratori più fragili e accompagnare la trasformazione del mercato senza subirle. Per troppo tempo la sinistra ha cercato di ridurre il dibattito sul lavoro a una semplice battaglia sul salario minimo legale, come se bastasse fissare una cifra per legge per risolvere il problema dei salari bassi. Volevo rispondere per il suo tramite, Presidente, a alcuni colleghi che ho sentito in aula che dicono che i salari bassi sono colpa della mancanza del governo e del salario minimo. Ecco, non è vero, i salari non crescono dopo l'introduzione dell'euro e non è certo colpa di questo governo. Per essere precisi, se guardate i dati, i salari grazie a questo governo sono cresciuti e dobbiamo dirlo grazie ai rinnovi della contrattazione collettiva, fermi da anni.
Per esempio, il ministro Valditara ha fatto ben 3 rinnovi contrattuali, dando nelle tasche del personale, degli insegnanti e della scuola 350 euro. Eppure c'è qualcuno che lo chiama fascista, sebbene sia della Lega. Noi abbiamo scelto una strada diversa, abbiamo scelto la strada del salario giusto e non certo quella del reddito di cittadinanza per lasciarli sul divano. Una scelta che si inserisce pienamente nel dibattito europeo degli ultimi anni e che conferma la bontà dell'impostazione seguita dall'Italia. Infatti la direttiva europea 2022-2041 nasce con l'obiettivo condivisibile di rafforzare le condizioni di lavoro dignitose in tutta l'Unione Europea, promuovendo salari adeguati e sostenendo la contrattazione collettiva. Il recente giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C1923 ha chiarito il principio dignitoso. L'Europa può promuovere salari dignitosi, ma non può ignorare la diversità dei modelli nazionali. E lo ha affermato con chiarezza, sostenendo quei paesi che hanno la contrattazione collettiva. E vale per la Danimarca, che ha fatto questo ricorso, ma vale anche per l'Italia, dove la nostra tradizione di contrattazione collettiva garantisce che nasce da decenni di equilibrio tra tutela dei lavoratori, crescita economica e competitività delle imprese, senza ricorrere a un salario minimo legale imposto per legge. È un modello fondato sulla responsabilità delle parti sociali, altrimenti cosa servirebbero i sindacati? Ha invece scelto di rafforzare questo governo la strada del sistema di contrattazione collettiva, introducendo il principio di trattamento economico comprensivo previsto nei contratti collettivi nazionali, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. E questo lo dicevano anche i colleghi di maggioranza negli interventi in discussione generale, che noi abbiamo sostenuto appunto i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. Significa, altrimenti cosa servirebbero i sindacati? E questo significa affermare che un salario inferiore a quel trattamento economico complessivo non può essere considerato un salario dignitoso e non può essere considerato un salario giusto. Significa contrastare il dumping contrattuale, significa tutelare i lavoratori e allo stesso tempo le imprese che rispettano le regole, altrimenti a cosa servirebbero i sindacati? Durante l'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente rafforzato, chiarendo che il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, comprese le mensilità aggiuntive, le indennità continuative e gli strumenti di welfare aziendale. Una modifica sostenuta dalla Lega che garantisce maggiore certezza applicativa e rafforza l'efficacia della norma. Questo approccio dimostra che è possibile tutelare concretamente i lavoratori rispettando l'autonomia nazionale. È una scelta di equilibrio, di responsabilità, di rispetto delle nostre tradizioni giuslavoristiche con il lavoro fatto negli anni dai sindacati. Ecco perché dobbiamo denunciare con forza, i lavoratori devono denunciare con forza quei contratti pirata che danno salari non giusti, quei contratti che rinnovati danno ancora 4,50 euro alle guardie giurate non armate, 5,50 euro alle guardie armate. Il salario giusto da solo però non basta. Occorre creare lavoro, occorre creare... Ha chiesto di parlare la senatrice Murelli. Grazie Presidente. Del sistema di contrattazione collettiva, introducendo il principio di trattamento economico comprensivo previsto nei contratti collettivi nazionali, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. E questo lo dicevano anche i colleghi di maggioranza negli interventi in discussione generale, che noi abbiamo sostenuto appunto i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. Significa, altrimenti cosa servirebbero i sindacati? E questo significa affermare che un salario inferiore a quel trattamento economico complessivo non può essere considerato un salario dignitoso e non può essere considerato un salario giusto. Significa contrastare il dumping contrattuale, significa tutelare i lavoratori e allo stesso tempo le imprese che rispettano le regole, altrimenti a cosa servirebbero i sindacati?
Durante l'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente rafforzato, chiarendo che il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, comprese le mensilità aggiuntive, le indennità continuative e gli strumenti di welfare aziendale. Una modifica sostenuta dalla Lega che garantisce maggiore certezza applicativa e rafforza l'efficacia della norma. Questo approccio dimostra che è possibile tutelare concretamente i lavoratori rispettando l'autonomia nazionale. È una scelta di equilibrio, di responsabilità, di rispetto delle nostre tradizioni giuslavoristiche con il lavoro fatto negli anni dai sindacati. Ecco perché dobbiamo denunciare con forza, i lavoratori devono denunciare con forza quei contratti pirata che danno salari non giusti, quei contratti che rinnovati danno ancora 4,50 € alle guardie giurate non armate, 5,50 € alle guardie armate. Il salario giusto da solo però non basta. Occorre creare lavoro stabile, creare opportunità. Per questo il decreto investe risorse significative per sostenere l'occupazione e favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Penso al bonus delle donne, che introduce l'esonero contributivo per le assunzioni delle lavoratrici fragili, il bonus giovani under 35, il bonus ZES per favorire l'occupazione nel sud, l'incentivo e la stabilizzazione dei giovani per passare da contratto determinato a contratto indeterminato. Accanto a queste misure voglio evidenziare alcuni importanti miglioramenti introdotti durante l'esame alla Camera. L'introduzione del limite massimo di 12 mesi per i tirocini extracurricolari nei gruppi di impresa per contrastare gli abusi e restituire ai tirocini la loro funzione di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Penso alla nuova figura del tutor invece per la sostenibilità economica, destinata ad accompagnare lavoratori fragili e persone in transizione occupazionale, rafforzando le politiche attive del lavoro. Penso alla norma che tutela i lavoratori invece con disabilità, voluta anche dalla nostra ministra Locatelli, consentendo loro di mantenere la posizione nelle graduatorie del collocamento mirato anche durante rapporti di apprendistato o a tempo determinato. Desidero inoltre sottolineare l'importanza delle misure dedicate alla conciliazione vita, lavoro e famiglia. La Lega lo ha sempre sostenuto che le politiche del lavoro per la natalità debbono procedere insieme. Ecco per questo consideriamo particolarmente importante l'incentivo destinato alle imprese che adottano certificazioni e strumenti a sostegno della genitorialità e dell'esigenza di cura. L'abbiamo approvato nella scorsa legislatura, appunto, la certificazione delle imprese che naturalmente sono femminili e si rivolgono in questo caso alle donne, per l'assunzione delle donne. Ecco quindi che invece in questo caso adottiamo strumenti per la genitorialità e per la natalità. Punto importante per sostenere il lavoro femminile e non solo di tutti i genitori, perché significa anche creare condizioni che consentono alle donne di non essere costrette a scegliere tra maternità e occupazione. Infine, il decreto affronta una sfida nuova, sempre più rilevante, che è quella del contrasto del caporalato digitale. L'innovazione tecnologica e le piattaforme digitali rappresentano una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo, ma non possono diventare aree prive di regole. Per questo vengono introdotti nuovi obblighi di trasparenza, maggiori tutele per i lavoratori intermediati dalle piattaforme e strumenti più efficaci per contrastare le nuove forme di sfruttamento. L'obiettivo non è fermare l'innovazione. L'obiettivo è garantire che l'innovazione proceda insieme alla tutela della dignità del lavoratore stesso. Cari colleghi e colleghe, questo decreto ha una visione chiara, una visione che mette al centro il lavoratore, mette al centro la famiglia, la crescita economica e le aziende che danno lavoro e che producono produttività nel nostro Paese. Una visione per sostenere le imprese sane, combatte la concorrenza sleale, valorizza la contrattazione collettiva e protegge chi lavora. Una visione che non si limita alle dichiarazioni di principio, ma costruisce strumenti concreti. Con questo provvedimento rafforziamo l'occupazione stabile, sosteniamo giovani e donne, contrastiamo le nuove forme di sfruttamento,
Valorizziamo il lavoro delle parti sociali più rappresentative e riaffermiamo il principio fondamentale, quello che il lavoro deve essere dignitoso, adeguatamente retribuito e capace di offrire prospettive di crescita ma anche di sicurezza. Per queste ragioni, a nome del gruppo della Lega Salvini Premier, esprimo convintamente il voto favorevole alla conversione di questo decreto. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Musica spaziale questa sarà, che il titolo è Voices from Andromeda. Federica 40, professionista del violino, pensate, oltre 10 festival di Sanremo e dove ha suonato nell'orchestra sinfonica del Rai. Federica 40, la trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Questa era Voices from Andromeda. 5 minuti dopo le 9, buongiorno da Sammy Varin. Tra poco ci rituffiamo nella rassegna stampa con argomenti tosti quest'oggi, ma se siete veramente tosti e anche un po' mosci per il caldo, vi tiriamo su noi, signori, parlando di cose buone e genuine, come i prodotti di Alberto Acerbis. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon venerdì. Allora, io do delle notizie, diciamo così, tecniche per quanto riguarda, perdonatemi prima di tutto, i nostri clienti che da 33 anni, quindi 2 generazioni di famiglie, acquistano il nostro olio extravergine di oliva. Quest'anno, come dissi nel momento ancora prima della raccolta della fioritura, l'anno scorso, poco olio extravergine di oliva per quanto riguarda l'azienda Acerbis. Voi sapete, con tutto il rispetto, che non si va a comprare in Tunisia, in Spagna, in Grecia e in Marocco. Abbiamo fatto un olio meraviglioso quest'anno, adesso siamo all'ultima cisternina, ok? Perché poco ma di altissima qualità, e chiaramente uno che mi sta ascoltando per la prima volta dice sai, il vino dell'Osta è sempre quello più buono, però noi in questo caso, se qualcuno questa mattina volesse provare 3 bottiglie del nostro olio, il primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, leccino, frantoio e parenzana come tipo di olive meravigliose, ha questa possibilità con 45 euro di ricevere 3 bottiglie a casa
del nostro olio, il primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo per questa stagione, e chiaramente corredato chiedendole delle analisi chimico-fisiche che sono la testimonianza autentica della qualità del nostro olio extravergine di oliva. E non sto parlando del gusto. Attenti, il gusto è una cosa personale, a te piace blu e a me piace il verde, quello è un gusto. La qualità chimico-fisica di un olio extravergine è scritta, quindi le acidità, i perossidi, i polofenoli, i tocofenoli, e lì voi potete leggere, perché l'olio extravergine di oliva, come abbiamo detto tante volte, ormai è considerato, se fatto bene, un nutraceutico. Uno di quei prodotti importanti che deve essere consumati chiaramente in quantità giusta, fa molto bene alla salute, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la mineralizzazione delle ossa, fa bene la digestione, fa bene al cuore e dai piatti un tocco in più. Permettetemelo, il primo novello etichetta nera è un olio che fa la differenza sulle pietanze. 45 euro, 3 bottiglie, consegna gratuita in tutta Italia, e stamattina, perché mi gira così, chi ordina 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, un olio dovete assaggiarlo, dovete che stia qua a raccontarvi la rana e la fava. C'è un piccolo omaggio graditissimo sempre da tutti. Come si fa a prenotare la stamattina fino alle 12 semi, perché come detto ne abbiamo poco, poi diventa complicato fare queste offerte. Fino alle 12 chiamate 030 68 40 408. Volete parlare con me? Io dalle 14 fino alle 17 sono qua in trincea e sono qua a rispondere alle vostre domande. Vi fidate? 030 68 40 408. L'ho preparata all'imbottigliamento, perché noi sulle sponde del Lago di Garda imbottigliamo sempre e solo prodotto fresco. Oppure olioacerbis.com. Dite ascolto Radio Libertà, perché è molto importante, perché nei 45 euro c'è dentro praticamente tutto e non avete neanche il trasporto. Chiamate e fatevi cullare dalla qualità italiana che il mondo ci invidia. Chiudo l'ultima cosa. Guardate che forse uno dei sistemi più giusti per muovere un'economia stagnante è quella di cominciare a consumare in maniera importante i prodotti della terra più bella del mondo, che ha un nome e un cognome e si chiama Italia. Grazie Sammy, buon weekend a tutti voi, vi voglio bene. Grazie. Ciao. Alberto Acerbis, sentivate che gli suonava al telefono, insomma chiaramente per regalarsi l'olio più buono e naturale, ma soprattutto una bella insalata genuina da portarsi in campo a fare il weekend in mezzo ai prati eccetera. Non so perché Dio ci vuole andare al Parco di Monza. Tu sei mai stato al Parco di Monza, Simone? Sì, dai, se abiti in Brianza. Se pensavo Parco di Monza uguale, ho fatto un giro un po' lungo, però è gigantesco il Parco di Monza e trovate sicuramente un campo dove posizionarvi con una bella coperta a fare uno stupendo picnic all'ombra, al fresco, e l'olio extravergine di oliva Acerbis effettivamente è l'ideale per prepararsi un'insalatona di quelle coi fiocchi. È un'idea farsi un bel regalo e farlo anche chiaramente alla vostra mogliettina, fidanzata, amante, decidete un po' voi. Mi rituffo signori, sono sempre in ritardo ragazzi, ma d'altronde oggi la verità è bella potente e volevo tenerla anche per l'orario di massimo ascolto, è così tanto che hai visto mi ha buttato fuori sto bastardo, vedi? Cioè capisci? Perché voglio leggere il quotidiano La Verità che già viene censurato dai social. Se mi ascoltate su YouTube e su Facebook non spaventatevi se ogni tanto si abbassa il volume o se addirittura sparisce il volume, perché i social sono allergici al quotidiano La Verità e a determinate notizie che non fanno parte di ciò che dice la community e quindi le censura in questo modo, così come la musica. E molto spesso quando trasmettiamo musica non si sente nulla
sui social. Per questo vi dico, scaricate l'applicazione o acquistate una radio DAB, perché con la radio DAB non c'è passaggio da internet e quindi siete sicuri che nessuno vi censura la radio DAB, almeno quella. Stavo dicendo, sono tornato sul quotidiano La Verità, facciamolo vedere, eccolo qua, pagina 2. I morti per il caldo sono una bufala. A rischiare è soltanto chi ha patologie, sentenzia oggi a pagina 2 il quotidiano La Verità. I cardiologi sono concordi. L'alta temperatura da sola non è letale, ma aggrava malanni come diabete, ipertensione o miocarditi che vi siete presi chiaramente con il vaccino. I medici dovrebbero ricalibrare le dosi di chi assume diuretici o vasodilatatori. A volte emergono guai cardiaci fin lì rimasti inosservati, come quelli post vaccino. Gomblottisti, unitevi, oggi il quotidiano La Verità è vostro. Intanto il Ministero della Salute rassicura, over 65 non c'è picco di decessi, quindi un'altra narrazione oggi sul quotidiano La Verità. Schillaci riunisce la cabina di regia, nei prossimi giorni attenzione a eventi e concerti. Giro di nuovo la pagina, a proposito che fa caldo, abbiamo visto che i dati del 1935 dicevano temperature ancora più alte di questa, e infatti La Verità scrive è un giugno nella media. Chi non ci crede, controlli i dati delle stazioni meteo. Dal 2000 ad oggi a Milano Linate le massime mensili e il numero di giorni sopra i 30 gradi non mostrano variazioni significative. Ne scrive Franco Battaglia oggi sul quotidiano La Verità a pagina 3. Mentre Landini chiede la tassa sul calore. L'Unione Europea ci spegne l'aria condizionata. Mentre la CGIL vuol punire le aziende energetiche, il commissario al clima dice che la canicola deve rendere più ambiziose le politiche green. Ci manca solo di dover chiudere i refrigeratori perché consumano troppo gas. Maurizio Belpietro ne parla oggi sul quotidiano La Verità, potentissimo, perché parla anche di allarme siccità, eppure l'acqua ci sarebbe. La carenza di invasi permette di immagazzinare solo l'11% della pioggia. In Sicilia si devono addirittura svuotare i bacini delle dighe perché sopra una certa soglia non reggono la pressione. Col PNRR un po' di manutenzione è stata fatta, ma servono nuove costruzioni. In taglio basso, sentite qua, sono i consumi elettrici, non il clima, a moltiplicare i blackout nelle città. La rete regge a fatica una domanda che con la transizione verde continua a crescere e quindi autocondizionata, auto elettriche, piaste a induzione, pompe di calore, elettrificazione di processi industriali caricano e caricheranno sempre di più le reti locali di distribuzione di potenze per le quali non sono state progettate. Ne parla in un paginone anche, direi solo, il quotidiano La Verità, che a pagina 9 intervista Edi Rama, signori, il premier albanese. Vogliamo entrare nell'Unione Europea, ma la troppa burocrazia la condanna all'irrilevanza. Il premier albanese Edi Rama dice: l'euro premia economie solide, però le riforme le fanno i governi. La sinistra sbaglia a voler fare politica senza consenso. Il wok non diventi scomunica. Oggi sul quotidiano La Verità. In taglio basso, Moretti in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione rigetta i ricorsi e conferma le condanne per il disastro che causò 32 morti. E poi ancora Covid. Fratelli d'Italia accusa il PD di ingerenze, pressioni sul GUP, Nordio agisca. Carino anche l'articolo in taglio basso di Fabrizio Boschi
Dem nababbi sono da patrimoniale. Con un utile di 3,5 milioni, quelli del PD verrebbero bastonati dalla loro stessa legge e la Schlein brinda al bilancio anche perché ha lasciato a casa 28 dipendenti. Wow, wow, wow! Pagina 11, signori, Piatto Ricco, Micifico, stop alla sottomissione, guarda che via kebab e negozi etnici dai centri storici, urca. In Europa la socialista Frederiksen, che apprezza la Meloni, ordina la stretta contro i ghetti degli stranieri e addirittura vieta la preghiera del muezzin. Nelle Marche Acquaroli mette al bando i bazar per salvaguardare la tradizione nazionale. Ragazzi, vecchio pallino della Lega, ma anche di molti di voi che avete più di 60 anni, non ci sono più negozi tradizionali in centro città, solo kebab. Rimettiamo un po' di negozi tradizionali aiutando i negozi tradizionali? Punto di domanda. A proposito di Islam, patto tra religioni, ecco che ne parla anche il quotidiano La Verità. L'Islam esulta, il Colle ci apre lo spazio pubblico. Firmato a Roma, avete visto sul quotidiano cattolico Avvenire, da 15 leader di fedi diverse, un testo benedetto dalla CEI e dal Quirinale, signori. Ne parla inizialmente, certo, soltanto il quotidiano La Verità e l'Islam che esulta, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, la lunghezza didascalica del nome del patto sul dialogo interreligioso sottoscritto ieri mattina a Roma all'Ara Pacis da 15 esponenti religiosi sembra non dire molto. In realtà il documento riveste un'importanza strategica per una confessione, l'Islam. Ne parla quest'oggi Ignazio Mangrano solo sul quotidiano La Verità. Vi conviene comprarlo. Sinistra in pressing per la legge sul gaycidio ed ecco la foto di Mirko Moriconi, 24 anni, la madre Katie, 52, uccisi da Piero Moriconi a Pieve di Camaiore in Versilia dopo un litigio. Sinistra in pressing per la legge sul gaycidio. L'opposizione cavalca la tragedia di questo ragazzo di 24 anni che sarebbe stato ucciso dal padre per l'orientamento sessuale. Poi tra le righe vediamo che c'erano anche altre storie di droga. Zan e la galassia LGBT danno la colpa alla destra e a Vannacci, alimentano l'omofobia, aggravanti già presenti per le discriminazioni. L'assassino ha confessato pure che il figlio aveva problemi di droga. Lista di proscrizione degli attivisti contro il generale, Adinolfi, Zelger, Pillon. E ne parla in modo diverso, decisamente, oggi il quotidiano La Verità, che riprende poi l'argomento quote trans o, se volete, quote gay, ma già nella pagina di prima si parlava di gaycidio e qui è meglio quote trans. Si ritorna alla Toscana, certo, lo ha lanciato in esclusiva il quotidiano Il Tempo ieri, oggi viene rilanciato da altre testate, solo quelle di centrodestra. La Toscana finanzia le quote trans. Io, che sono Mago Varin, come ben sapete, da anni e anni, ho percepito questa cosa e picciu ho previsto che ci saranno presto le quote gay anche nell'ambito lavorativo. Aspetta un attimo e arriverà anche la quota nera e quindi sarai non obbligato, ma invogliato ad assumere gay e neri, altrimenti paghi più tasse. Sono tanti punti interrogativi quelli dell'esistenza, ma io ho questo pensiero. Sono razzista? Sono omofobo? Ma in senso buono però. Scrivetemelo 340 6709 659. Fatto sta che Fabrizio Cannone ci racconta oggi sulla Verità che è stato pubblicato un bando da 128.000 euro per la formazione di addetti nel settore tessile
trans. La denuncia di Provita, metà dei posti riservata a chi ha cambiato sesso e non binari. Se c'è una regione italiana che da moltissimi anni è in prima linea nel fare da schermo la cosiddetta giurisprudenza creativa della magistratura, questa è la Toscana, guidata sin dal 2020 dal Dem Eugenio Giani. L'ultima trovata dell'amministrazione si colloca bene all'interno di giugno, il mese del Pride e delle bilslacche rivendicazioni LGBT. Infatti, secondo la denuncia di Provita, il bando per la formazione professionale nel settore tessile appena varato dalla regione toscana ha come destinatari profili arcobaleno dalle identità piuttosto discutibili, poco chiare e autoreferenziali. Qua mi fermo chiaramente, ma è tutto vostro. L'articolo a pagina 15, alzate il culo dal divano e comprate La Verità. Sto per cambiare giornale, ma La Verità, pagina 17 in taglio basso, ci segnala che apre lo store online ufficiale di RTL, Radio Z e Radio Freccia unificate, cioè il gruppo che fa parte del gruppo RTL, le radio, quelle fighe, importanti, che ci fanno tanta invidia, ha lanciato l'iniziativa per fidelizzare il proprio pubblico con 3 linee di abbigliamento. E allora, signori, cioè, io cado dal pero, ragazzi. Ma noi qui a Radio Libertà, noi che abbiamo le pezze al culo, è proprio per questo che abbiamo anche noi qualche linea d'abbigliamento, ma da anni abbiamo le magliette di Radio Libertà, i cappellini di Radio Libertà, avendo le pezze al culo abbiamo anche le mutande di Radio Libertà. Ve le devo far vedere. Adesso aspetta un attimo che ne vado a cercare, ce le ho da qualche parte, le fotografie. Chiaro che se venite a trovarci negli studi di Radio Libertà, via Bellerio 41 a Milano, scendete le scale, chiaramente ci portate un salame o comunque qualche cosa di buono da mangiare, qui sono tutti affamati, scendendo le scale trovate lì tutti i nostri gadget, le mutande, i borselli, cappellino, abbiamo i sottopiatti, il sottopentola, quelle robe lì per cucinare, il mestolo griffato Radio Libertà. Cioè adesso si è svegliata RTL, si è svegliata Disco Radio, Radio Freccia. Oh, ma noi è da anni che viviamo anche di questi gadget, e quanti di voi che ci siete venuti a trovare a Pontida al gazebo di Radio Libertà vi siete portati a casa un ricordo, anche perché questa è roba griffata Radio Libertà, ma in quantità limitatissima, cioè ne facciamo pochissimi esemplari proprio per voi maniaci della libertà, della Lega, del centrodestra, di Salvini e degli altri big. A proposito, oggi c'è Marcato che ne dice di tutti i colori al generale Vannacci, bellissima ragazzi, dovete leggere, c'è un'intervista a Marcato che dice: oh, Vannacci dice che la Egonu non ha le fattezze di un'italiana, perché è un pochino abbronzata, e dice sì, parla lui che sembra un marocchino, il generale Vannacci. Mamma mia, grandissimo Marcato, lo amiamo. Stavo dicendo, insomma, date una mano a Radio Libertà venendoci a trovare nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41 a Fuoricentro, e portandovi a casa uno di questi regalini che vi servono poi per sopravvivere alle altre radio grosse, grasse, che vi fanno il lavaggio del cervello quotidiano. Oltre alle mutandine da uomo e da donna, ci sono anche le calze bianche con scritto Radio Libertà, cioè roba veramente da collezione, oltre naturalmente ai portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, o in alternativa con l'effigie di Sammy Varin. Anche quella è andata a ruba e vi ringrazio, perché io non l'avrei mai pensato che la gente si prendesse il portachiavi con la mia faccia. Sto aspettando, lo devo ricordare ogni volta, perché Grimoldi
Marco, responsabile gadget che poi porta avanti queste idee molto particolari di gadget, sto aspettando la calamita con la mia faccia, la calamita da mettere sulla vostra macchina con scritto vai piano, pensa a me, ma visto che non si può attaccare perché non c'è più niente ormai di ferreo sull'automobile, sul frigo, sul forno a microonde, una calamita con l'effigie di Sammy Varin, Mai Mulà, scritto sotto. A me piacerebbe tantissimo, io lo dico ogni giorno, prima o poi me la fa, ma mi hanno detto che costa troppo, capisci? Cioè qua, se ci smeniamo, chiaro che non ve la darò €1 quella calamitina lì, dovrete darmi un pacco di soldi, tipo €5. €5 chiediamo ai nostri ascoltatori, Simone, ma capisci? Altro che pezzi al culo, però sappiamo che in un momento del genere solo il fatto che mi state ascoltando e non avete ancora cambiato frequenza dopo tutte ste baggianate che vi ho detto è stupendo. Vi amo e vi leggo libero, attenzione alla Salis bollente, è quasi da querela, la Salis bollente, burrasca in vista, titola Libero come titolo principale, il sindaco di Genova, però che carina Silvia Salis a Forte dei Marmi in acqua in costume da bagno con il suo capo di gabinetto Marco Speciale, davvero speciale, ha resistito al cambio di casacca, non lui ma chiaramente il governo di questa regione e effettivamente sono insieme in acqua. E allora il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al Forte e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem, è questo Marco Speciale che è un po' troppo speciale ed è riuscito a resistere al cambio di casacca. Siamo, estate, fa caldo e lasciatelo un po' scherzare anche il Libero, ragazzi. Di spalla i disastri dell'ex premier, si torna su Conte. Conte ci spieghi quei 203 milioni finiti in nulla. E poi l'Iran ci minaccia per la balla dei voli dalle nostre basi. La sinistra, dopo il salario minimo, pretende la temperatura massima. Fratoianni accusa la Meloni persino dell'AFA e anche sul quotidiano Libero la regione toscana che si inventa le quote trans, il bando al 50% per uomini e al 50% per donne e velocissimo all'interno di Libero 2 paginoni sul caso Conte, la strana rescissione della fornitura di mascherine che è costata allo Stato 203 milioni di indennizzo, la follia dei banchi a rotelle strapagati e mai usati e poi imbarazzo grillino, i 5 Stelle nel panico per fare scudo al loro capo se la prendono coi giornali. Ragazzi, se Conte vi sta un po' sulle balle, oggi Libero è vostro, ma c'è anche la Meloni che bacchetta Rutte, da lui solo confusione e si accorda con Macron sul nucleare e sul Libano. Naturalmente gli ayatollah minacciano l'Italia per la balla dei voli dalle nostre basi. Vedete com'è chiaro e fluido oggi il quotidiano Libero. Attention my friend, il vertice di Antibes su frontiere, spazio e difesa torna alla pace con Parigi, ma arriva una nuova barca delle ONG per sfidare il governo e naturalmente raccattare altri clandestini. A pagina 9, eccola qua, l'estate bollente, sapore di Salis, grosso guaio a Genova. Silvia paparazzata in Versilia con il capo di gabinetto nel mirino del PD e i sindacati si scagliano contro il sindaco, signori. Paginone con le foto richiestissime della Salis. Salis, quella di Genova, in costume da bagno. Entra Alemanno. Via i sostenitori, le truppe degradano il generale. Attenzione alla strana coppia, ne abbiamo parlato prima. Gianni Alemanno, appena uscito dal carcere di Rebibbia, ha abbracciato il generale Vannacci. Bene, le pagine social di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, si riempiono di commenti che criticano la scelta di Vannacci di abbracciare l'ex AN. Pensavo foste seri, non vi voto più. Declassarti a capitano è un attimo. Interessante
Ditemi un po' voi. Me ne vado, certo, 9:31. Grazie ragazzi per il gentilissimo ascolto. Tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti e poi Giulio Cainarca, ma alle 11 è una minaccia. Ci risentiamo. A dopo. Avete ascoltato